Dunque, altro semaforo rosso in Consiglio provinciale ad un documento contabile dell'amministrazione, botta e risposta tra il presidente Eugenio Dorsi e il presidente del Consiglio provinciale Buscemi al microfono del videogiornale. Sentiamo Davide Sardo. Oggi siamo chiamati a discutere un ordine del giorno. Non passa in Consiglio provinciale il bilancio consuntivo 2010 della Giunta Dorsi ed è bufera, sono volate parole grosse, si è quasi sfiorata la rissa nella seduta del Consiglio provinciale che si è svolta nell'aula Pellegrino. Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2010 ha ricevuto solamente 8 voti sì, ma ben 14 consiglieri provinciali si sono astenuti. Una presa di posizione che ha mandato tutte le furie il presidente della provincia Eugenio Dorsi. Io credo che il Presidente del Consiglio ha tutto il dovere di spiegare alla gente, alla politica, quali sono state le ragioni tecniche che hanno indotto il Consiglio a non approvare questo documento. Credo che sia una semplice regola politica, tranne che non ci sia una strumentalizzazione, cioè un tiro al piccione contro l'amministrazione, rea forse di non avere prospettato quelle idee di ipotesi che loro avevano creato in occasione del bilancio previsionale del successivo, dove di fatto dobbiamo privilegiare la festa del Macco, oppure dove dobbiamo privilegiare per esempio la promozione di prodotti tipici, perché abbiamo qui un titolare in provincia che si occupa di queste cose. Per cui credo indispensabile e credo logico il discorso che bisogna spiegare perché tecnicamente non è stato approvato, ma purtroppo la maggioranza si prestano al fianco di qualcuno che vuole dirigere secondo una propria ottica, se proprio forse si è messo in testa di diventare deputato, per cui cammina seguendo una sua logica mentale e allora vengono questi nodi. Ma questo non significa amministrare, questo non significa parlare alla collettività, questo significa cercare di apparire sui giornali e di sentirsi il Robin Hood della situazione politica della provincia di Agrigento. È puntuale è arrivata la replica del presidente del Consiglio provinciale Raimondo Buscemi che spiega i motivi per i quali vi è stata una massiccia astensione sul voto del bilancio consuntivo. Non abbiamo condiviso la gestione economica di questa provincia né la gestione politica di questa provincia. Indubbiamente l'altro motivo, noi ci siamo astenuti, quindi non ci siamo proposti contrariamente. Allora chi deve sostenere una maggioranza deve avere anche una maggioranza al Consiglio. E poi per quella continua mancanza di rispetto che si ha verso il Consiglio, perché di volta in volta nessuno mai viene a presentarci una proposta economica, nessuno mai dei gruppi è stato contattato per mettere a punto una strategia economica, per mettere a punto questo piano, nessuno mai è stato contattato per discutere eventualmente su alcune proposte, su alcune altre cose, ma si ripropone sempre lo stesso modo, diciamo così, arrogante da parte dell'amministrazione di imporre le cose e di averle quasi approvate quasi in virtù di un qualcosa di superiore, che in realtà non c'è stato. Oltre agli evidenti scontri con qualcuno che ci sono stati all'interno del Consiglio, che forse ha perso un'ulteriore occasione per tacere. Cosa non vi piace di questo bilancio consuntivo? Di questo bilancio consuntivo non ci piace come è distribuita la spesa, non ci piace come è distribuita la spesa all'interno del territorio perché è distribuita a macchia di leopardo, non tiene conto di tante altre esigenze, di tante altre realtà locali. E questa amministrazione continua a comportarsi sempre alla stessa maniera, cioè alimentando le spese inutili, come sono state fatte soprattutto in questa stagione estiva, verso piccole comunità che hanno tutto il nostro rispetto, con grande dispendio di risorse e di energia da parte della provincia, cosa che non avviene per esempio per tantissimi altri centri che hanno soprattutto nel periodo estivo il loro clou per le loro manifestazioni estive. Non solo Buscemi, ma anche il capogruppo del PID, il Partito d'Italia Domani, Arturo Ripepe, ed il consigliere provinciale Roberto Gallo intervengono sulla mancata approvazione del conto consuntivo. Noi ci siamo astenuti perché ieri ci siamo trovati davanti a un fatto inconsueto, presentandoci per vedere di capire che cosa questa amministrazione avesse fatto in un anno e quindi rendicontarci sul contenuto del rendiconto che ci apprestavamo ad approvare. Nessuno degli assessori presenti
anzi c'erano assessori non presenti del ramo, ci ha saputo spiegare che cosa questa amministrazione ha fatto in un anno, ed essendo noi fuori dall'amministrazione e non partecipando in nessuna maniera alle decisioni e ai processi decisionali, quindi non potevamo fare altro che astenerci per scarsa conoscenza di quelli che erano i contenuti del rendiconto da approvare. C'è stata una scarsa comunicazione tra Consiglio e amministrazione attiva, cioè il Presidente con la sua Giunta. Peraltro non mi meraviglia, perché parlando di Giunta vi ricordo che ogni 4-6 mesi si cambia Giunta, quindi non so con chi dobbiamo parlare. In ogni caso non c'è stata una presentazione corretta in aula dello strumento finanziario, cioè questo conto consuntivo, e quindi non c'è stata molta chiarezza. A fronte di ciò abbiamo deciso, anche per un motivo politico, per una scarsa presenza anche delle persone che dovevano sostenere il Presidente Dorsi, abbiamo deciso di astenerci per dare un segnale forte che vogliamo essere più coinvolti. Preso atto dell'ennesima bocciatura del bilancio consuntivo, il governatore della provincia, Eugenio Dorsi, ha deciso di convocare urgentemente i deputati regionali e i capigruppo per capire le reali intenzioni sul futuro dell'attuale amministrazione. Lunedì prossimo ho invitato tutti i deputati che, se vorranno venire, saranno ben lieti di parlare, sarò ben lieto io di parlare con loro. Se non dovessero venire, io non mi farò massacrare politicamente parlando, perché intento chiudere la mia attività in questi 20 mesi di legislazione con le cose positive e con gli obiettivi che ci siamo dati. Poco fa mi ha telefonato la KPMG perché il giorno 20 concluderemo l'iter dell'aeroporto, e quindi in questi 2 anni mi voglio dedicare soprattutto alla realizzazione degli obiettivi che ci siamo fissati.